Volevo concludere velocemente, mi sono arrivati altri spunti di riflessione. Il primo lo dedico alla signora, che l'iniziativa di cui ho parlato prima, che ovviamente non ho spiegato perché i dettagli sono in fase di definizione, ma entro quest'estate partiamo, prevedono cioè il discorso è: abbiamo tutto per fare tutto. Siccome ci sono molte persone che hanno terreni abbandonati, ci sono i disoccupati per poterli lavorare, ci sono anche le persone che possono finanziare le iniziative. Io non so come stanno facendo, però nonostante non abbia ancora pubblicizzato questo tipo di iniziativa, abbiamo già a disposizione più di 1600 ettari di terreno da Villamassargia a Sant'Antioco. Mi hanno trovato anche da Cagliari, io non so come abbiano fatto. Vuol dire che c'è un interessamento per creare economia, per cambiare economie, ma anche cambiare stili di vita. Adesso Elena, mi dispiace, se n'è andata, prima diceva l'ecovillaggio e tutto il resto. Questo 1600 euro. E quindi dicevo, ovviamente si tratterà di creare un network, perché diversamente non andiamo da nessuna parte. E quindi negli orti urbani, per venire alla risposta del signore che diceva sui mercati territoriali e tutto il resto, giustamente qua a Carbonia non ce l'abbiamo, il mercato dell'ortofrutta è fermo da tanti anni. Va bene, quando ci mettiamo a fare un orto urbano con il comune di Carbonia, parte del terreno adibito ad orto urbano verrà destinato all'utilizzo delle associazioni culturali del territorio e al mercato dei produttori locali. Vedete gli strumenti come fa a utilizzarli a seconda delle esigenze che abbiamo a disposizione. E poi un'altra cosa, questo qua ve lo dico per esperienza personale. Io, avendo la mia azienda agricola, essendo una piccola realtà agricola accessibile per uno stradello di campagna dove non passano due macchine, mi sono dovuto inventare qualche cosa per vendere il mio prodotto. Il primo anno ho tentato di caricare tutto in macchina e andavo in giro. Quando alle 5 meno un quarto di mattina d'estate sei già lì che stai aspettando di vedere qualche cosa, perché poi devi correre, tagliare, finire entro le 9, 9 e mezzo, caricare tutto in macchina, torni a casa alle 2, vai a pranzo perché hai finito, e poi la sera devi anche zappare, devi fare tutto il resto, è massacrante. Tra tutte le esperienze che ho tentato, quello del gruppo d'acquisto solidario mi è sembrata una cosa bellissima. L'ho proposto, l'ho riproposto in diverse salse, continuavano a venire a chiedermi gli stessi, cioè io voglio scegliere il prodotto. Franco, che è un amico, questo bel ragazzo qua in piedi, è una delle prime persone sensibili che, quando ho saputo che avevo certi tipi di prodotti, non utilizzavo la chimica, è venuto lui a cercarmi. E questo qua deve essere il compito di ognuno di noi, non aspettarci che ci vengano a pregare in ginocchio e tutto il resto. Idem per quanto riguarda fare la pubblicità a un evento del genere. Se noi ci piace dobbiamo essere i primi. Ricordiamoci, le elezioni sono finite dello Stato italiano l'altro giorno, che in 3 anni il Movimento 5 Stelle, senza apparire in TV e nei giornali, è diventato il primo partito. Quindi evidentemente ci deve essere un nuovo approccio alla comunicazione, che è fatto di relazioni interpersonali. Io parlo con loro parlano con loro, e tutti assieme, però, se abbiamo un'idea per il futuro, ci dobbiamo attivare per realizzarlo questo futuro, perché diversamente, sì, è vero, è comodo, entri nel centro commerciale e trovi tutto quanto, trovi un sacco di porcherie. Io, quando ero in Spagna 1 anno e mezzo, l'ho fatto in Andalusia, dove esistono le serre che producono la verdura per quasi tutta l'Europa. Si vantavano che mettevano la piantina a dimora e dopo 3 settimane raccoglievano. Signori, ci metto 4-5 mesi a fare la stessa cosa, piantata sulla spugnetta, quindi idroponica, con il correttore del sapore, e l'ormone, e l'acceleratore fogliare, e questo e quell'altro. Non è niente di verdura quello. E poi c'è la frigo, deve maturare in viaggio,
quindi non ha neanche i principi salutistici che dovrebbe avere una verdura, e andiamo a comprare un qualcosa gonfiato ad acqua e altre cose. Per esperienza personale, molti clienti all'inizio mi dicevano: no, il coppettone non lo voglio perché non lo digerisco. Io dicevo: ma è possibile, il coppettone, cioè è la cosa più digeribile, e la romana non la voglio, e questo non lo voglio. È capitato per caso che qualcuno l'ha preso e mi ha detto: forse che tu lo digerisco. Capita uno, capita due, ho detto: puoi vedere che non mettendo prodotti chimici è quello che gli crea il problema. Alla fine è diventata una costante. Quando veniva: no, questo non lo voglio che non lo digerisco. Guarda, non te lo faccio pagare, lo prendi, te lo mangi e a scommessa che questo lo digerisci, la prossima volta lo compri. È così, perché fanno trattamenti intensivi e preventivi e il diserbo prima, è un altro modo di fare agricoltura, è proprio realizzare qualcosa di completamente figo. No. E con tutto che è fatto magari con questi sistemi qua. Quindi il nostro ruolo deve essere prima di tutto quello di, se crediamo veramente che ci può essere una svolta, guarda che la svolta può essere domani mattina, non fra un anno, fra 2 anni. Io mi sono preso personalmente l'impegno di comprare esclusivamente prodotti sardi. Se il riso parboil non lo trovo in un posto, vado e lo cerco nell'altro. E chi mi dice: sì, ma costa di più, ma chi cavolo se ne frega, tanto sono povero, non mi cambia la vita, però almeno i miei soldi rimangono qua. Cioè è un impegno personale che ho preso nei confronti della collettività.